Ringraziamo il duo Kind of Two con Stefano Alivesi alla chitarra e Mirko Doro anch'esso alla chitarra, a cura del Conservatorio Canepa di Sassari. Adesso segue l'omaggio a Michela Murgia con Monica Corimbi che legge Anna della Pioggia. La casa dei miei ricordi non è la casa dei genitori, ma quella della nonna, dove io e mio fratello trascorremmo la maggior parte dell'infanzia in attesa che mamma e papà tornassero dal lavoro. Quando avevo 10 anni mia nonna ne aveva 75 e la sua era una casa rurale passata di mano in mano da 3 generazioni, con tutte le stratificazioni di un secolo che aveva visto scorrere molti cambiamenti. Nel letto padronale della camera centrale siamo nati tutti noi bambini ed è morto ciascuno dei nostri anziani, perché quelle erano case in cui si poteva ancora considerare la morte come cosa di famiglia. Credo che vivere gli anni '80 in una casa campidanese dell'Ottocento abbia segnato per sempre il mio senso degli spazi e delle relazioni. È lì che ho imparato che chi progetta strutture abitative progetta in realtà comportamenti. In quella casa c'era il bagno fuori come si usava una volta, ma anche un bagno dentro, più moderno e caldo, ricavato da una delle innumerevoli stanze da letto degli ospiti, di cui erano ricche le antiche case campidanesi. Mia nonna, fino alla morte, si fece un vanto di aver sempre continuato a usare il vecchio, attraversando il giardino. L'orto era pieno di odori e vi trovava a posto anche un pollaio, dove ogni mattina dovevo sfidare il terrore del gallo per prendere le uova ancora calde per la colazione. Ricordo una pianta di limoni con le spine lunghe, sotto la quale avevo il divieto assoluto di giocare, e un camino piccolo e radente al terreno che scaldava i piedi e cuoceva le patate sotto alla cenere, quando alla sera si raccontavano le storie. C'erano poche finestre, perché le case di una volta non avevano il culto moderno della luce. Il calore in Sardegna è sempre stato un nemico spietato da cui proteggersi a suon di fessure e ai bambini si minacciava come spauracchio la mamma del sole. In compenso, nelle ore meno calde, tutte le porte della casa venivano aperte e la strada e il soggiorno erano ambienti considerati confinanti anche nella socialità. Da bambina, la via dove sono cresciuta mi sembrava un enorme soggiorno comune, dove le case erano poco più che vani accessori, modesti disimpegni dove sbrigare le cose meno importanti. La privacy, virtù principale della nostra modernità individualista, era un concetto sconosciuto. Quelle antiche case rurali, erano fatte per incontrarsi, non per evitarsi. Forse è per questo che, memore di quella lezione, da adulta ho scelto di vivere open space. Grazie. Ancora grazie a Monica Corimbi. Adesso segue l'incontro Invecchiare con filosofia con Marcello Fois che parla e incontra Beppe Severnini. Buonasera. Prego. Cioè, dobbiamo parlare di un argomento in cui io non sono affatto, come dire, ferrato, quindi Beppe invece notoriamente sì. È un problema di... Oggi vi racconto questa cosa in tutta segretezza. Il signor Severnini, come dire, che mia figlia definirebbe boomer nel senso peggiore del termine, si è fatto servire a tavola dalla moglie come un Maharaja, così. Cioè lui era seduto e sta signora meravigliosa
gli portava da mangiare. Non so bene come ti giustifichi, Beppe. Allora, quando tu stavi in piedi ho detto questo non è che vuol fare la presentazione in piedi, perché io ho una certa età, mi giustifico e lo dico, tra l'altro mia sorella, mio cognato che sono presenti non sanno quello che sto per dire, l'unica che lo sa è mia moglie. Io ho rischiato davvero di non venire a Gavoi e ci tenevo, perché dopo 52 anni di Sardegna, dopo 35 anni di libri, sto Gavoi e tutti mi parlano e io non ero mai venuto a Gavoi, sembrava lo facessi, qualche invito è arrivato ma non ci riuscivo, e è successo quello che ti sto per raccontare e ho detto è andata, anche quest'anno non potrò andare, so che a voi non fregava niente perché ho visto i nomi che ci sono qui, ho visto Elvira Serro, ho visto Toibin, vedo lì Lancini, c'è uno qui che parlava meglio di me, lo trovavate come niente, però a me sarebbe spiaciuto, questo che voglio dire. Picchia. Cosa è successo? Non devi ridere, no, è importante, non devi. Allora, io sono c'è una piccola piscina, io sono con Agata, la protagonista del libro, sulla piccola piscina. Agata mi dice, nonno, c'è un topolino in fondo alla piscina, e il topolino effettivamente c'era davvero, non più vivente, era un topolino che era finito in fondo alla piscina. Io vado a prendere il retino e mi giro perché mio nipote, che è il figlio di mia sorella, ha messo un ponte terribile lì vicino, una roba di legno che ha fatto. Lo guardo, mi distraggo e metto un piede nel vuoto, nella piscina, quindi cado, mi faccio male qui, le costole perché picchio le costole, e Agata va dalla nonna e dice il nonno non ha preso il topolino ma si è buttato vestito nella piscina. No, per favore, lui è stato bravo e non ha riso. Allora, un male no, a parte gli scherzi, ancora adesso, infatti oggi c'era col sindaco, la vostra presidente, io dovevo darmi un contegno, però se mettiamo i 68 anni, il caldo e gli ematomi, che non sarebbe elegante che io mi calassi i pantaloni, vi faccio vedere cosa ho qui, ho perché qui e anche il ginocchio sinistro. E Agata poi l'ha detto ai genitori che non le credevano, perché una bambina di 3 anni che dice il nonno si è buttato vestito in piscina, invece il nonno è scivolato in piscina, perché a una certa età bisogna concentrarsi su quello che si fa. Io guardavo la bambina, guardavo il topolino, guardavo il ponte del nipote e è successo questo. Non hai riso? Io ti ringrazio. Grazie. Marcello, sei un gentiluomo. No, ecco, volevo chiederti questo. Partiamo proprio da Agata, così che è la protagonista in pectore di questo. È lo spirito guida, vero? Di questo libro. Sì, è un po' la Virgilina, la piccola Virgilia, che è fantastico, che come dire una bimba agli albori abbia così tanto da dire, no? Ai nonni, eccetera. Mi spieghi una cosa, da nonno, io ancora non sono nonno, quindi però mio padre è stato nonno. Mi spieghi per quale ragione voi nonni fate con i nipoti tutto quello che non avete mai fatto con i figli? Mio padre com'è era incredibile, con i miei figli faceva di tutto, si metteva a 4 zampe, si lasciava cavalcare, perché questa cosa qui? Perché siete così? Perché saltate una generazione nell'affetto così evidente? Beh, la risposta più veloce e anche sincera è che è proprio, c'è una sorta di costituzione della vita che non è la Costituzione italiana, per cui noi, i genitori devono educare i figli, i nonni devono viziarli, è una divisione dei compiti per cominciare, e poi perché capisci che hai meno tempo e che devi concentrare, devi dare gioia, devi dare, tanto c'è qualcuno che li deve educare, e poi perché i bambini amano essere viziati, quindi Agata per esempio con me, Ortense che è qui presente, è molto molto parziale, cioè quando lei dice ai genitori non vengo a casa, vado dai nonni, per me è il Pulitzer. Certo. Ma Agata per esempio ha lo stesso
rapporto con te e con tua moglie, oppure... No, completamente diverso. La nonna è una compagna di giochi, la migliore, la compagna di giochi. Loro giocano insieme per 4 ore a cose totalmente assurde, però loro... E lei è la compagna di giochi. Io racconto storie, questo è il mio compito, e poi le coccole. Quando arriva un certo punto della sera, vedere un cartone, raccontare una storia, come tutti noi ne ho inventate per lei, e la sua preferita è di un signor, si chiama il signor Schifosi, è uno, voi dite, sei ispirato a dei colleghi? No. No. È semplicemente che quello è un altro tipo di... È un signore che non si lava mai e che nell'ombelico ha praticamente un orto botanico. E questo è un grande personaggio per lei. Sì. Allora, e lei quando si mette, nonno storia, si mette accoccolata a me a letto, ogni tanto la tiro così lunga che mi addormento io, e lei va dalla nonna e fa, si è addormentato. Certo. Però quindi Ortensia è gelosa di questa cosa delle coccole, perché lei invece è attività, lei deve giocare. Ultima cosa su Agatha, così vediamo se siamo allineati, ma anche lei, per esempio, la storia la vuole anastatica tutte le volte, se tu sbagli, come dire, una virgola, se tu il signor Schifosi lo chiami Schifosetti. Ah no, allora sì, su queste cose fondamentali sì. Anche perché c'è già l'altra storia, una signora che si chiama Vera di cognome Canaglietta, Vera di nome Canaglietta di cognome, che è modellata su una signora che stava in un condominio dove io andavo in vacanza d'estate, che era veramente odiosa, vietava tutto, faceva dei lunghissimi regolamenti che noi ignoravamo in tutti i modi. E allora questa signora mi ha ispirata, e quindi la signora Canaglietta è un vezzeggiativo, il signor Schifosi. Questi due non si transige, il resto se ne parla. Ok, dunque, stiamo parlando di un libro carinissimo da tutti i punti di vista, ma proprio intanto c'è appunto molta della tenerezza con cui sta raccontando questa storia qui. Ma c'è anche un po' di tenerezza nei confronti della nostra generazione dentro questo libro, allo stesso modo? Ma certo, Agatha, questa non è la storia, un nonno e la sua nipotina. No. Agatha è veramente lo spirito guida, c'è all'inizio, c'è alla fine, sbuca qua e là, però il titolo Socrate, Agatha e il futuro, perché bisogna spiegarlo, perché certo. La bambina, tra le cose che fa, e questa giuro che non l'ho inventata, gli ho fatto vedere alla foto, sì. Lei... Fra tutti gli oggetti inutili che abbiamo in casa, e qua cominciamo a avvicinarci al tema del libro, che è come affrontare il tempo che passa. Chi ha più di 60 anni, e qui siamo in parecchi, sa che nelle nostre vite accumuliamo oggetti, cioè una sorta di slavina di oggetti, e chi ha vuotato le case di genitori, di zio, di nonni, sa cosa voglio dire. È anche delicato e impegnativo vuotare la casa degli oggetti di qualcun altro, ma noi a nostra volta ci portiamo dietro un carico enorme di oggetti. I giornalisti, che hanno viaggiato molto come me, ancora di più, e molti di questi oggetti sono già dimenticati, non li vedi più, sono la vigilia del cassetto, della soffitta, del mercatino se va bene, della discarica se va male. In Italia, guardate che noi siamo alla vigilia del grande Repulisti, perché le case sono più piccole, le persone sono meno, e uno di questi oggetti era un busto di Socrate che io ho portato a casa dalle Olimpiadi di Atene del 2004, ma proprio brutto, di finto marmo, gesso. La bambina, fra tutti gli oggetti che io in casa e i giocattoli che avevo, ha deciso che Socrate, lo chiama così, Socrate senza R, adesso sta imparando con la R, chiaro. Era il suo idolo, gli ha messo un palloncino in testa e gli parla, ma non è che l'ha fatto una volta, continua a farlo e comincia Socrate, gli racconta delle storie, poi finge che tra l'altro io c'ho anche Aristotele, certo. E una mia collega mi ha regalato Platone, gli ho detto Agatha, allarghiamo, no. Ho detto guarda che se non era per Platone il tuo Socrate non se lo filava nessuno, ha scritto niente. Certo.
ha scritto grazie. tutto Certo. Platone, quindi, e lei niente da fare. Guarda che Platone era anche più figo, era più bello, aveva le spalle grandi. No, Platone. Socrate. Allora, lei se lo porta in giro, gli parla. E quando ho visto una bambina del 2022 parlare con la saggezza per antonomasia, insomma, lo sappiamo, un filosofo morto 400 anni prima di Cristo, improvvisamente ho capito che io stavo nel mezzo e tra il futuro rappresentato da una bambina così piccola e il passato remoto, io stavo in mezzo e la prima lezione, perché questo è un libro di esercizi per il cervello, la prima lezione è come trattiamo gli oggetti delle nostre vite. E poi ne sono arrivate delle altre. Il sottotitolo è più importante, l'arte di invecchiare con filosofia. Oggi lo diceva Toybin, mi ha detto, ma il tuo libro, io ho detto, gli ho tradotto in inglese, how not to become an old bore, come non diventare un vecchio barbogio. Il titolo, c'è una frasettina in copertina, è per non diventare anziani insopportabili. Rizzoli, il mio editore, non voleva. Mi fa, Beppe, la parola, il sottotitolo, l'arte di invecchiare con filosofia, la parola invecchiare allontana i lettori. Certo. E gli ho detto, ma davvero? Anche nella ma fiction. c'è anche qualche altra parola che allontana i lettori? Sì, anche anziani. Benissimo, le metto tutti e due. E devo dire, tanto sono un giornalista, Elvira è qua, lo sa, la modestia è vietata dal nostro ordine professionale. Con mia enorme sorpresa, questo libro è stato primo in classifica in Italia per 2 mesi di fila, certo più che dei sì. romanzi, è incredibile. È vero che siamo un paese anziano, però penso che sia una magia e forse è una magia che parte da un piccolissimo atto di onestà. Se sei anziano, dillo. Se invecchi, non usare eufemismi. La terza età, se l'età media in Italia dei maschi è 81 anni, 81 diviso 3 è 27, 0,27 giovani, 27, 54 età di mezzo, tecnicamente 50, è un annuncio per molti di voi, 54 in poi terza età. Si può essere dei meravigliosi, ma è comunque la terza parte della vita e se uno l'ha chiaro affronta le cose in un certo modo. Io ho dei colleghi miei coetanei, 68 anni, che vogliono fare i ragazzi a tutti i costi, dicono, ehi raga, ci vediamo per l'app. Ma no, sì. ma no. E poi comprano la bici che costa come un appartamento, ma non fanno un passo delle Dolomiti, ne fanno 4 certo. e poi stanno male. Uno di loro, che tra l'altro fa il medico, è stato male, l'hanno chiamato il 118 in un autogrill della A4, che è quella che fa Milano-Venezia, ve lo dico, perché c'è davvero, poi alcuni sono moto troppo potenti, ragazze troppo giovani, notte troppo lunghe. Non è che uno deve ritirarsi da niente, ma deve cominciare a chiamare le cose col suo nome. E questo, e poi sto zitto, ti lascio andare avanti. È un libro, forse l'hai già intuito perché so che l'hai letto. No, guarda che non è ovvio. Ah sì, beh, no. Nessuno, dire... Marcello Fois è un autore, adesso non essere ipocrita. No. Quante volte ti sei accorto che il tuo intervistatore non aveva letto il libro? Varie volte, sì. Varie volte. Sì. Ma infatti è buffo perché uno dei complimenti che fanno di più ai presentatori è ho capito che lei ha letto il mio libro, il che mi sembra È una stranissimo. sorpresa. Sì, però ti devo dire anche, Beppe, questo a dire il vero, che un sacco di giornalisti anche ti telefonano quando è uscito il tuo libro e premettono, poi non ho letto il suo libro. E allora dico io, che cosa può chiedermi del mio libro? Cioè, in generale ti fanno domande. Quindi è una specie di vizio. Però già è nazionale. antipatico in un'intervista telefonica, ma su un palco, davanti a una folla sì, come questa... Terribile. No, ma terribile. c'è gente, io sono spesso in pubblico e l'autore si accorge subito. Noi abbiamo dei colleghi, io dico noi, sono altri giornalisti presenti, 2 ne ho in mente. Uno teorizza che il presentatore non debba leggere il libro che presenta, se no gli rovina la sorpresa, che è meravigliosa. Poi dopo, se a parte il microfono spento, ti dico chi è. Ti prego. E un altro che è un genio assoluto, che nello spazio in cui da là in fondo arriva qua, cioè lo spazio di una
che sia al Festival di Si è Letteratura letto di la Mantova, copertina. Gavoia, legge il risvolto di copertina. Certo. Ma la novità vera, e preparati, è che fra poco alcuni presentatori avranno letto il libro e alcuni autori non l'avranno scritto. Perché con l'intelligenza artificiale, guardate che è veramente facilissimo scrivere un libro. Ascolta, adesso io ti dirò una frase in sardo e tu me la traduci in cremasco. D'accordo? Ci stai? Mi piace. Allora, imbezzare è s'ultima, come si può dire? Imbroccata. Ecco, imbezzare è s'ultima imbroccata, direbbero a casa mia. Come direbbero a casa sua? In cremasco è invece l'ultima vacada. Poi dice che... Traduciamo per chi non è né sardo né cremasco, anche se voi credo che la maggior parte di voi venga dalla Sera, ma non è detto, è diventar vecchi è l'ultima vaccata. Era la saggezza di mio nonno Giuseppe, il quale diceva diventare vecchi è l'ultima vaccata, però loro in campagna, ascoltavo le parole di Michela Murgia prima, che tra l'altro saluto anch'io perché l'ho conosciuta e l'ho apprezzata, in campagna ha detto che c'era uno spazio per la morte. C'era uno spazio per la morte, c'era uno spazio per i vecchi e per i molto vecchi. Io ho 2 seggioline in casa in campagna. Una ha scritto, mia sorella Paola lo sa perché sono anche suo nonno e bisnonno, una con intagliato GS, che è Giuseppe Severnini, mio nonno, e l'altro con FS, che era Francesco Severnini, mio bisnonno. Erano le seggioline che mettevano vicino al fuoco, perché quando una persona era molto anziana e di fatto non poteva fare altri lavori, teneva vivo il fuoco. Però stava lì con gli altri, con i bambini, con le donne che cucinavano, con la gente, con gli uomini che tornavano dal lavoro. Parliamo di un'Italia di 100 anni fa. E secondo me c'era una saggezza che un pochino, secondo me, abbiamo perduto. Aggiungo, visto che una cosa che non l'ho messa nel libro, ma mi piace ricordarlo, mio bisnonno Francesco Severnini era un omone bianco, sempre vestito di bianco, aveva un po' di terreni, niente di che, ed era molto invidioso che tutti nel paese Offanengo, vicino a Crema, avessero un titolo di studio. E quindi c'era oppure un'onorificenza, Cav cavaliere, Dot dottore, poi non so, Mons monsignore, Raj ragioniere, e lui niente perché aveva fatto la terza media. Allora si è fatto stampare dei biglietti da visita con scritto Severnini bev.Francesco, bevitor Francesco. Perché in campagna il bevitore non era l'ubriaco, era l'uomo che lavorava e reggeva il vino. So che terre vivo, sto parlando e quindi so che questo, capite cosa voglio dire. Allora, mi piacerebbe, Beppe, che raccontassi qui a questi poche persone, no? Che tu dicevi chi verrà alle 10 di notte ad un incontro, guardati intorno, insomma, e parliamone. Quindi, no, mi piaceva quell'aneddoto che tu raccontavi su Montanelli mentre venivamo in qua, a proposito della Sardegna, degli eroi e quant'altro. Montanelli c'è alla fine del libro, ci sono mio padre e Montanelli, perché Montanelli Montanelli, è il tuo maestro. Adesso ti racconto però perché sono nel libro? Perché Montanelli conosceva l'arte del sipario e dell'uscita. Io credo che in ogni lavoro, in ogni professione, in ogni posto, l'uscita sia più difficile perfino dell'entrata, e l'entrata in Italia è già difficile. E qualche volta, come accade nel ballo, se il ballerino sbaglia l'uscita rovina tutto il tango. E io lo vedo costantemente in Italia. Quando vedo per la presidenza del CONI che gareggiano 86enni, 85enni, il mondo italiano è spesso così e le persone non lo accettano, lo vedi nello sport, lo vedi nella politica, lo vedi nelle aziende, non so in Sardegna ma in Lombardia, tu vedi il patriarca che ha fondato l'azienda che non capisce che ha tanti meriti ma deve aggiungerne ancora uno, saper lasciare a qualcun altro. E molti non sanno farlo. Adesso, però, siccome non mi ricordo più la tua domanda, questo si chiama un Biden moment, ve lo regalo. Quando voi a una certa età vi dimenticate qualcosa, non dite, io adesso non mi ricordo più la tua domanda. Te la ricordo io?
Era a proposito, era l'aneddoto sul tuo maestro. Okay. Il Biden moment è superato da lui. Allora, Montanelli era bravo nell'uscita ed è stato, l'ho visto, perché negli ultimi, io a Montanelli ho lavorato per 20 anni con lui, al giornale gli davo del lei, alla Voce gli davo del tu, al Corriere gli davo una mano. Questo è più o meno la nostra, a me piace la sintesi. E io quando ero arrivato al Corriere nel 95, lui era tornato, io ero arrivato, quindi 30 anni, io stavo nella stanza, dove adesso c'era l'editore tra l'altro, in fondo, che è la stanza di Montanelli, lui non veniva mai, e io quando ci sentivamo, lui dava una mano per le lettere, la rubrica, la stanza di Montanelli, dicevo, Indro, guarda che qua mi chiedono tutti, ma perché non viene? E mi ricordo le risposte, era perché se vengo io fermo il lavoro in redazione, qualcuno lo fa per rispetto, qualcuno lo fa per affetto, qualcuno lo fa perché mi ha conosciuto e vuole salutarmi, qualcuno me lo fa perché non mi ha conosciuto e vuole salutarmi, e io fermo il lavoro. Io non voglio fermare il lavoro in un giornale. Gli antenati, diceva, stanno bene sui quadri, non nei corridoi delle redazioni, e non voleva venire. Siamo riusciti a convincerlo 2 o 3 volte. Vuol dire che uno che ha capito alcune cose che in altre... Io ho un amico che fa il primario a Bologna in un ospedale importante, alla mia età, perché primari, io sono in pensione, pensionato, ci tengo, pensionato INPS. Oh, non mi fai i complimenti. Così giovane? No, ho 67 anni, non è che l'INPS ci gira intorno, Marcello, non è che dice pensione di diversamente giovane, pensione di Beppe come ti trovo bene, pensione di vecchiaia. L'INPS è anche così linguisticamente impeccabile, certo. E pensione di vecchiaia. Allora, e Montanelli naturalmente era molto più anziano di me, perché è vissuto fino a 91 anni. Veniamo all'aneddoto. Allora, lo intervisti? Non ho mai intervistato Montanelli, non ho mai voluto intervistarlo, salvo una volta, Rai 3, un programma si chiama Italians, cioè italiani, era stata un'idea di Renzo Arbore che io non conoscevo, che mi ha proposto un programma televisivo per Rai International, che allora c'era. Io dico, ma scusate, se intervisto i 30 italiani più famosi del mondo, c'erano, non so, giornalismo, Biagi Montanelli, sport, Baggio e Tomba, architetti, Gaeolenti e Aldo Rossi, teatro, Dario Fo, tutto così, erano 30 così. Ho detto, scusate, se facciamo questo sforzo, io avevo 40 anni, mettiamolo anche su Rai 3, che senso ha? E Minoli, che non conoscevo, dice, è una buona idea, e l'abbiamo messo anche su Rai 3. Oggi è fantascienza, quella che ho appena descritta, però comunque l'abbiamo messo. E uno dei 30 era Montanelli, che era l'intervista più difficile, perché era il mio maestro, mio mentore, mi aveva... E una domanda che gli faccio a un certo punto era, la domanda che gli ho fatto, ho detto, ma dimmi, tu hai mai avuto un idolo, qualcuno che hai veramente ammirato? E io pensavo mi rispondesse, cosa ne so, Sant'Agostino, Hemingway, Proust, oppure, non so, De Gasperi, cosa ne so. E mi sta lì un attimo e fa, sì, uno solo. Ma chi è? Il bandito Stocchino. E io non sapevo chi fosse, adesso lo so, non sapevo chi fosse, perché lui era a Nuoro, il papà era il preside di una scuola di Nuoro, lui l'ha fatto l'infanzia e la prima adolescenza a Nuoro e si è portato dietro questo mito del bandito Stocchino. Quell'intervista si trova ancora in qualche archivio, e io, che già forse non ho una faccia proprio intelligente, ma lì proprio devo aver avuto una faccia da scemo, perché l'ho guardata, Beh, Montanelli si è diplomato al liceo Asproni, cioè di Nuoro, quindi abbiamo, come dire, siamo nello stesso albo d'oro, diciamo, non so cosa... Aveva una passione vera per la Sardegna, un grande amore, che credo un pochino mi abbia trasmesso. E in inglese si dice lip service, cioè quelli che parlano, dicono mi piace, e quelli che veramente tengono a una cultura, a un posto, a un luogo, a una terra. Lui era di questi. Tant'è vero che aveva
anche una simpatia per i colleghi che venivano di qui, avevo una grande... ed era molto legato, sì sì. Ti chiedo una cosa, secondo te, come dire, nell'ambito letterario, culturale, artistico, vale la stessa anagrafe che vale per tutti? Cioè, ti spiego, io fino a 50 anni sono stato un giovane scrittore, te lo dico così. Poi dai 50 ai 55 sono stato il solito rompicoglioni e da qualche anno a questa parte sono addirittura diventato un po' il padre della patria e così via. Quindi un'anagrafe, direi che sono maturo adesso, da pochissimo tempo. Cioè, secondo te corrispondono queste anagrafi? Cioè, nel lavoro che noi facciamo, che è un lavoro creativo, che non è esattamente un lavoro impiegatizio, quando si invecchia... Tu conosci, forse sì, perché da quello che hai detto mi sembra che la tripartizione di Alberto Arbasino, che diceva chi fa il lavoro di scrittore, parlava di giornalisti, certo, intellettuali, abbiamo scrittori, giornalisti, sono 3 categorie, 3 fasi della vita. Primo, giovane promessa. Sì. Secondo, solito stronzo. Terzo, venerato maestro. Esatto. E quindi tu stai descrivendo quello. Sì, io devo dire che sono rimasto a lungo bloccato nella seconda categoria. Solito stronzo. Perché fra di noi parliamo. Adesso un po' i capelli bianchi, un po' la nipotina, forse venerato e maestro nemmeno, però. Beh. Però mettiamola così, secondo me altrimenti non si spiega quello che è accaduto con questo libro. Lo sento nelle famiglie, lo sento nei giornali, la possibilità di usare bene gli anni che ci restano e quanti anni buoni ci restano. Questa è la domanda che nessuno si vuole fare passati i 65 e 70 anni. Quanti anni buoni ci restano? E se te la fai con serenità, io sono figlio di un notaio che ha scritto 20 testamenti e ha vissuto 100 anni, porta bene scrivere il testamento. Io ne ho già scritti 9, l'ultimo consegnato qualche giorno fa, bisogna cambiarlo, poi si butta quello prima per non far casino, si scrivono. Io alle elementari non scrivevo i temi, scrivevo gli olografi. Che io proprio, perché? Però vuol dire che vedi la vita come un ciclo e cominci a accettarlo. Secondo me, e ripeto, forse spiega anche qualcosa di quello che è accaduto con questo libro, in Italia, in questo momento, che è veramente... di incasinato è un modo gentile da 11 di sera per dirlo, però è proprio un tempo orribile, è un tempo, ci sono gli anni orribili, questo è un tempo orribile. Cioè, io parlo degli anziani problematici, ma il più problematico di tutto ce l'abbiamo alla Casa Bianca ed è un problema non da poco. E non è una battuta. Sì. Beh, insomma, uno abbastanza problematico anche a Israele in questo momento, no? Vogliamo parlare di gol di Mosca? Oppure a Mosca, insomma, diciamo che è una bella triangolazione di problematici. Allora, in un mondo problematico, secondo me, qualcuno che con un 40enni, 50enni non compete ferocemente, ma cerca di essere d'aiuto, sapendo che un ruolo comunque ce l'ha, e le generazioni dopo sono pronte a riconoscertelo. Io ripeto, ho qua una collega che potrebbe smentirmi quando vuole, ma io mi rendo conto quando vado al Corriere, ci vado una volta alla settimana per i motivi che ho detto prima, sono in pensione, ho le mie rubriche, vado a fare una cosa, ci vado una volta alla settimana, ma se c'è una generazione di colleghi in cui sento veramente affetto, che non è la generazione dei 30enni, dei 40enni e dei neo-cinquantenni, perché non ho mai cercato di rubargli niente, ho cercato di coinvolgerli ogni volta quando ho fatto il direttore di Sette, ma anche in altre occasioni in cui ho potuto. Io sono questa è una cosa che forse non si deve dire, la dico lo stesso. Finale di Champions. Io non ho detto basta, ho scritto 25 anni dell'Inter, chi fa battute esce subito da questa piazza. E cos'è questo applauso? Questo è uno juventino sadico lì a metà. No, questa è la risibile quantità di interisti. No, siamo tanti, ne ho parlato anche prima. Allora,
la finale di Champions. No, guardate che ogni tanto uno può fare delle pause vere, Cioè, non è adesso c'ho 500 persone che dicono questo si perde, Ok, dobbiamo andare vai. lì. No. Ragazzi. Qualche volta le pause sono fatte. Era una pausa craxiana era una- però questa però, Cioè aveva un'ampiezza craxiana. Io ho intervistato Craxi, era sconvolgente. Era così. Cioè, a un certo punto dice, minchia, siamo partiti da Milano a Pavia, è finita la pausa una volta, ero in macchina con lui, dicevo, porca miseria. No, non era, questa era una pausa, cosa stavo dicendo? Della Champions, eravamo alla Champions. No, e perché parlavo della Champions? Allora, hai premesso che avresti raccontato una cosa che non va raccontata. Ecco, finale di Champions, il Corriere mi dice, guarda, per favore, chiudiamo con la finale di Monaco di Baviera dell'Inter. 25 anni ha raccontato l'Inter in maniera così letteraria, vai. E io ho detto, guardate, io so che in redazione sportiva ci sono dei colleghi giovani che stanno aspettando la finale di una squadra italiana di Champions, dove le altre peraltro non arrivano, segnaliamo, e da molto tempo. Se vado io, gli accrediti del Corriere mettiamo sono 3, essendo una scuola di Milano, ne rimangono 2 perché uno lo prendo io. Quindi io il posto a mio collega giovane, lo dicevo al nostro capo, si chiama Daniele Dall'Era, io non lo prendo. Così come non ho voluto andare al 2016 alle elezioni di Trump, ho detto mandate 2 colleghe, e una delle nostre colleghe adesso fa la corrispondenza. 2 colleghi, costano come me, ne mandate 2. Ma non è che questo è un eroismo, lo posso dire qui perché tanto c'è una collega solo del Corriere, gli altri queste robe lo sanno e non lo sanno. Ma queste sono le cose che uno deve fare nel lavoro. Cosa mi è costato? Poi tra l'altro ho detto, guarda, se mi arriva l'invito da qualcun altro vado, letteralmente scendo in cortile al Corriere, telefonata, Heineken, sponsor Champions League, mi invitano alla finale, porca miseria, quindi sono andato a Monaco e ho visto la più brutta partita dell'Inter da 25 anni. Capito? Ascolta Beppe, vuoi raccontare a questo pubblico in che cosa consiste questo museo del passato prossimo che tu ti sei costruito in casa, in soffitta? Dov'è fisicamente questo museo? Allora, sta in soffitta nella casa di campagna, quella dove ieri sono caduto vestito, come diceva il nonno, si è buttato vestito in piscina. Allora, è un museo dove io conservo gli oggetti della tecnologia dalla mia adolescenza in poi, non tutti ma molti, che verrebbero buttati via. Io ho appena detto che molti oggetti sono inutili, non dobbiamo, forse la parola feticismo non l'ho ancora usata, ma per molti miei coetanei il rapporto con gli oggetti è veramente diventa feticista, per alcuni anche con gli abiti. Mia moglie sta per dire, stai zitto tu che tieni le magliette con cui giocavi a pallavolo al liceo. Sì, e lasciale lì. Beh, ieri Patrizia Marras ci ha detto che lei ha 10.000 abiti. 10.000 abiti. Si chiama Marras. Anch'io ho 10.000 libri. Ci sta. Patrizia Marras la perdoniamo. No, allora il museo del passato prossimo, quindi io ho appena detto non bisogna diventare feticisti, ma ho fatto un'eccezione perché secondo me la tecnologia, anche perché sono oggetti che non sono oggetti romantici, il libro è un oggetto romantico, ecco perché i libri resistono, i quotidiani di carta stanno scomparendo, perché il quotidiano di carta è un servizio, era il materiale su cui si appoggiava sempre di meno l'informazione. Il libro è un oggetto romantico, c'è un segnalibro, le note, le dediche, il profumo, una foglia dentro, al mare si è sporcato di crema, tutta questa vale doppio per i libri e quindi gli oggetti romantici sono lì. Ma il registratore Philips a mattonella su cui ascoltavo le prime canzoni, no, registravo, attaccavo il cavo allo stereo e le BASF C90, chi conosce le cassette BASF C90 non è più giovane, è un annuncio. E poi le registravo e le mettevo nell'autoradio estraibile. Certo. Io ce n'è solo una perché me le hanno rubate tutte le altre, ma una c'è. E le autoradio estraibili sono veramente un oggetto importante per la nostra generazione. Adesso
uno che per rubare un autoradio deve demolire una macchina, perché è incastrata. Ma allora era facile, il ladro doveva gentilmente prelevarla. Sfilare. Allora cosa succede? Negli anni 70, quando io ero un ragazzo, anche in Sardegna, si girava con il ragazzo, la ragazza, erano in tre, le coppie erano un pensiero stupendo, erano in tre. Lui, lei e l'autoradio estraibile. Sotto l'ascella come la No, baguette. no, Ah. c'era una maniglia la e il maniglietta, ragazzo vero? portava l'autoradio estraibile. Però quell'autoradio è stata la nostra compagna di tantissime cose, di amori, di cose. Quando andavo a trovare l'amorosa in provincia di Brescia, io ascoltavo Bruce Springsteen, mi sembrava di essere nel New Jersey. E in effetti ero solo fra Crema e Brescia. Però era importante. E poi adesso non è quando lo dico per i più giovani, quando io nel 75 avevo 18 anni, ai nostri tempi, non è come adesso che a 18-19 anni dice mamma, papà, oggi vengo qui con Giovanni o con Lucia, grazie, andarsene, e il papà e la mamma scappano fuori e si guardano bene da rientrare, controllano che le lenzuola siano a posto. Allora era rigorosamente tutto clandestino. Sapevano tutti, no? E quindi le macchine svolgevano anche questo ruolo. Ci sono dei settantenni che ancora portano nella schiena il segno della manopola del cambio. Come E no? qua mi fermo. Ma scusa, Beppe, Volete buttare via questa roba qua? No. È impossibile. tu a proposito di questa, come dire, di questa differenza di reperibilità, no? Nel tuo libro a un certo punto scrivi che il problema dei social è la possibilità di essere intercettati in tempo reale. Cioè, tutti sanno dove sei in ogni secondo. Finisce il mistero nella tua vita, in qualche modo tu non hai più un segreto per il mondo. Cioè, oggi sei a Gavoi, domani mica puoi chiamare il tuo amico e dirgli sai che ieri ero a Gavoi. No, questo dice ieri eri a Gavoi. Cioè sono gli altri che ti dicono dove Ma io non sei. ho postato niente ancora. Su Gavoi non ho postato niente, a meno che l'abbiano fatto in questo momento. Che rapporto hai con i social? Come sei messo? Un rapporto malinconico, perché quando sono arrivati ho pensato da giornalista e da comunicatore, quindi giornali, la televisione, la radio, i libri, mi sembrava giusto in qualche modo che chi non facesse il nostro mestiere potesse avere una possibilità di rispondere, di farsi sentire. Mi sembrava proprio bello. Il mio blog Italians per il Corriere è del 1998. Nel 98 non c'era neanche il nome blog, si chiamavano weblog. E quindi e cominciava l'interazione, scrivi un articolo, la gente ti risponde, gli altri ne discutono. Ho detto guarda, è una bella cosa. Noi abbiamo rovinato quella bella cosa. L'abbiamo rovinata al punto che è completamente cambiata, perché è stata di fatto violentata questa novità dagli odiatori, dagli stupidi, dai fanatici, poi più o meno tecnologici, dagli approfittatori, senza arrivare agli anonimi anche, dagli anonimi, dall'uso dell'anonimato, che se in Iran o in Iran l'anonimato è una forma di libertà, non venite a dirmi che in Italia, perché poi li vai a parlare e molti di questi anonimi non sono i mostri che fanno credere. A me è successo con persone degli insulti veramente sanguinosi. Io qualche volta, anni fa, e ho smesso, su Twitter rispondevo usando i messaggi diretti, si chiamano DM, messaggi diretti. Dicevo, mi scusi, ma perché lei mi ha detto queste cose? E lui mi rispondeva, voi servi dei padroni, perché servo del padrone non si nega nessuno in Italia. Poi è un grande classico, un evergreen. E andava avanti. E io gli rispondevo, di solito la domenica avevo tempo per queste robe. Agata non c'era ancora, adesso non se ne parla, sto con Agata. E gli rispondevo, lui mi rispondeva. E dopo un po' capivo che questa persona, che non so, il nickname era Satanic vuole il sangue, era un signore di Reggio Emilia in pensione che alla fine della conversazione della domenica mi ha invitato a mangiare il gnocco fritto a casa sua dalla moglie. L'ho messo nel libro. Ho detto, ma scusi, lei non era Satanic? Sì, vabbè, dai. Ma dai. Che è molto italiano. Però questi sono i casi veniali. Purtroppo c'è anche cattiveria vera, sfruttamento vero. Allora cosa è successo? Una cosa banalissima. I social sono tornati a essere semplici
canali di comunicazione per chi quei canali li aveva già. Quindi il giornalista, il comunicatore, il politico che aveva già la possibilità di parlare sui giornali, un giornalista scrivendo un commento, un politico rilasciando un'intervista, alla radio, in pubblico, dovunque, adesso ne ho uno in più, gratuito, senza contraddittorio. Ma vi siete mai chiesti perché i politici di tutto il mondo, a cominciare dal vecchietto di Washington DC col suo Truth Social, ma anche tutti, anche più giovani, usano con questa passione i social? Perché non c'è contraddittorio. Tu fai un bel video con la faccia compresa, finché non viene bene i tuoi lo devono rifare perché deve venire bene, una bella luce, devi essere simpatico, e lo fanno tutti, a destra, a sinistra, sopra, sotto, al centro, in Italia e all'estero. Quindi i social, che erano uno strumento di conversazione e di istruzione reciproca, sono diventato l'ennesimo canale di comunicazione, broadcasting, di trasmissione per persone che la possibilità di broadcast, quindi trasmettere, ce l'avevano già. Quindi gli odiatori e tutti questi che hanno rovinato il gioco, l'hanno rovinato a tutti, perché se voi seguite Giorgia Meloni o Cesare Cremonini o Elly Schlein o non so, la vostra presidente Todd, che oggi ho salutato, onestamente voi credete che il vostro appassionato commento lo leggano? No. Nessuno che ha certi numeri può leggere i commenti. E questo vuol dire aver rovinato una cosa potenzialmente bellissima. Scusami la risposta un po'... No, però andava data. No, accipicchia. Ascolta, tu hai fatto davvero degli esperimenti estremi, no? Tipo chiedere a ChatGPT.4 di scrivere una pagina alata nello stile di Beppe Severnini, no? Questa pagina, tu dici, insomma, mi ha soddisfatto il giusto, non è che mi ci sono molto riconosciuto. Dici, per esempio, nel mondo frenetico di oggi io non lo scriverei mai. Ma neanche sotto tortura. Ma scusa, ma ti rendi conto? Cioè, ChatGPT fruga dentro tutto quello che tu hai scritto. Sei sicuro che non l'avresti mai scritto? No, non l'avrei mai scritto, ma no, perché non è che copia, no, nel mondo frenetico di oggi no. Ma ChatGPT, io la domanda gliel'ho fatta in inglese, perché avendo lavorato molto in inglese, ChatGPT è un prodotto americano, quindi Chiaro. comunque lavora meglio per adesso in inglese che in italiano. Quindi la domanda gliel'ho fatta in inglese ed era: Dear ChatGPT, please, sempre essere gentili, con l'intelligenza artificiale, sempre gentili. ChatGPT, please, could you please write a short essay on the importance of picking the right words in the style of Beppe Severnini? Mi traduco: cara ChatGPT, puoi scrivermi un breve saggio sull'importanza della scelta delle parole nello stile di Beppe Severnini, che sono io, ma lei non lo sa. Io lo sto chiedendo io. Cioè, ragazzi, in 5 secondi mi ha tirato fuori 10 pagine in cui scimmiottava il mio stile, mi prendeva in giro. Cioè, e io sono rimasto molto colpito. E allora l'ho messo una pagina all'inizio del capitolo, si chiama La cura delle parole, e poi ho detto, a questo punto devo dimostrare a voi lettori e anche a me stesso di essere più bravo di così, se no andiamo tutti a casa, ma lo dicevo prima che fra poco... Ecco, non era una battuta, guardate che là fuori di roba scritta con questo modo ce n'è tanta, già adesso. Posso aggiungere una cosa? Tutto le domande, quello che vuoi. È la tua... Le domande, noi non ci siamo parlati prima perché non si deve fare, mi piace rispondere. Tutte le domande sono impeccabili, a dimostrazione che Marcello ha letto il libro, ma in qualche modo stanno ripercorrendo un po' l'indice del libro. Il libro è una serie di esercizi per il cervello e il libro si chiama L'arte di invecchiare con filosofia e il primo è
le cose, le case, la cura degli oggetti. La seconda, la gentilezza degli sconosciuti, perché invecchiando io vedo tanta gente che pensa che diventare sospettosi, cinici e aggressivi sia un modo di dimostrare il proprio vigore, che è una cosa patetica. La gentilezza è forza, soprattutto a una certa età. La generosità... Ma non lo è sempre, Beppe. Sì, ma io devo... Dico... Però è sempre così, ma io vedo tante persone col passare degli anni che pensano di compensare la vigoria che scende, Chiaro. fisica, mentale, in questo modo. Io divento cinico, divento sospettoso, divento cosa... A me non mi fregate. Ecco, quando vedi queste persone sai che si mettono male. Il terzo è la cura delle parole. Il capitolo che ho cominciato con questo gioco con ChatGPT, io vedo dei nonni che non hanno mai parlato in maniera volgare nella propria vita e cominciano a 70 anni. Ma anche questo è un modo di ingannarsi e di pensare di fare i giovani così. Perché la pornolalia è una questione da ragazzi sostanzialmente, no? Anche io, i miei primi esercizi col vocabolario sono stati cercare le parolacce. Anche le mie. Quindi, ma quanti anni avevi? Avevo 10 anni. Io 12 forse. Sì, grosso modo. Sano. Quello. Poi Matteo Lancini domani vi dirà se è giusto. Ma secondo me se un ragazzo di 14 anni usa qualche parolaccia, a me sembra da osservatore incompetente un rito di passaggio, non mi sembra una cosa di cui io debba... Ma se il nonno alla grande, ogni 4 parole, no. No, e ci sono. Certo. E quindi vado avanti. E quindi i 10 capitoli del libro che Marcello sta incrociando con le domande sono esercizi per il cervello. Per esempio, una domanda a cui ho risposto per metà si chiama il gioco delle idee. La domanda secondo me la parte più creativa della vita è la prima metà, ma non è un secondo me. Tutte le grandi invenzioni, quasi tutte le grandi invenzioni, le scoperte scientifiche, i capolavori della letteratura sono stati prodotti da persone nella prima metà della vita. Cioè non è un'opinione, è un fatto. Questo non vuol dire che nella seconda metà della vita non puoi più fare cose straordinarie. Michelangelo dipingeva la Cappella Sistina, c'ha 80 anni. Monet ha continuato a dipingere finché ci ha visto, e ci sono Frank Lloyd Wright ha continuato a dire. Ci sono. Però percentualmente e poi certo. Ma perché la nostra, tu sei più giovane, ma la nostra intelligenza, l'intelligenza di una persona anziana c'è ancora, ma è diversa, è un'intelligenza sintetica. Parliamo dell'intelligenza artificiale, ma anche l'intelligenza naturale, guarda che funziona allo stesso modo. Noi semplicemente io ho 68 anni da rastrellare quando uno mi chiede un'opinione. La mia ChatGPT nella mia testa, la testa di Beppe, ha 68 anni, quindi la capacità di usare le informazioni e farne una sintesi, quella ce l'ha più il nonno del nipote, ma il nipote ha un'intelligenza fluida, un'incoscienza intellettuale e un coraggio che poi veramente cambia le cose. L'Economist, io ci ho lavorato per anni, e sono ancora amici, eccetera. L'Economist, fino all'ultima, che è un po' più grande, per 170 anni l'Economist i direttori dell'Economist non dovevano avere più di 40 anni dell'Economist. Perché? Perché non è che i cinquantenni e sessantenni li buttavano via, ma pensavano che alla direzione di un settimanale così importante occorresse un po' di incoscienza e di pensiero nuovo, altrimenti continuiamo a ripetere le stesse cose. Questo è il vero problema. E una persona anziana intelligente dovrebbe capire che un ruolo ce l'ha e come, ma non è il ruolo di prima. Noi abbiamo dei colleghi con noi, perché appunto so dei colleghi che ci sono stasera, ma noi abbiamo dei colleghi che più invecchiano più si incanagliscono, alcuni sono dei gomitoli di ambizione furiosa, disposti a tutto pur di continuare a rotolare. Questa mi piace. Guarda, devo scriverla. Beppe, cioè come dire, una delle cose più illuminanti per me nella lettura di questo libro è stato quando tu a un certo punto
fai una differenza che io ho trovato logica, ma allo stesso tempo mi sono detto perché non ci ho mai pensato che è così normale, cioè che è così giusta questa cosa, è così quadrata. Cioè tu fai una differenza tra informazione e seduzione, che mi sembra una roba, ho detto, ma cavolo, cioè è presente quando tu leggi una cosa e dici perché io non ci ho pensato, è reale questa cosa, cioè è un problema che noi stiamo vivendo, certo. questo sviso, questo scarto. Mi piacerebbe che tu un po' la raccontassi questa. Questo viene dal capitolo numero 9, si chiama l'importanza delle domande, perché un'altra cosa, scusami la breve un'altra cosa importantissima quando passano gli anni è continuiamo a farci domande, perché altrimenti quello che succede oggi letteralmente nel mondo, negli Stati Uniti, in Russia con l'Ucraina, a Gaza, in Israele, so che ne è stato parlato, tutto quello che stiamo vedendo nel mondo in cui sembra che la forza e la violenza e la cosa, c'è la gente che si eccita quando vede scendere le bombe da un aeroplano. Appartengo a una generazione che si illudeva che un'organizzazione internazionale riuscisse a impedire una guerra. Adesso sembrano tutti eccitati, che sembrano tutti dei videogiochi. Non sono videogiochi. Sotto quelle bombe la gente muore veramente e la gente comincia a capirlo molto poco. Tutto questo è così disturbante che uno, e ne conosco, comincia a dire che non ne vuole più sapere. Guarda, io non voglio più vedere i telegiornali che poi mentre mangio non parliamo e mi rovinano la digestione. I giornali, guarda, neanche non li leggo più, mi rovinano tutto. E il mondo non ti interessa più e l'Europa sono tutti uguali. Perché poi l'Europa, in televisione mi trovo continuamente con persone che denigrano, offendono, ridicolizzano la costruzione europea come se fosse è una stupidaggine assoluta. L'Unione Europea è un capolavoro imperfetto, ma resta un capolavoro che peraltro ha impedito le guerre in Europa. Io li ho lì i colleghi e ogni volta che aprono bocca sull'Europa è solo per deriderla. Nomi non se ne fanno, però io vorrei dirgli: Marco, ma perché? Vabbè. Cioè il tuo compagno di banco, no? Non è l'unico. Allora, l'Europa non ti interessa più e l'Italia, guarda, sono tutti uguali, politici, basta, ma vai a votare? Ma no, guarda, se ho tempo, il referendum, ma chi se ne frega? Ma almeno, non so, la tua regione, la Lombardia, la Sardegna, figuriamoci, la mia regione, sono tutti una roba. Vabbè, cioè, il tuo comune? Milano, Nuoro o magari Gavoi? No, non mi interessa. E allora tu vedi veramente il cerchio che si stringe nella testa di certe persone. Il mondo, l'Europa, l'Italia, la regione, la città, poi diventa il tuo palazzo. Però nel palazzo, lo chiamiamo condominio a Milano, sei un rompiballe, non vai neanche all'assemblea di condominio, ma non ti vogliono più. E allora è il pianerottolo, e nel pianerottolo hai litigato con i vicini di pianerottolo perché gli lasciano l'ombrello aperto a sgocciolare quando piove. Allora ti metti in salotto, in casa, poi sei in salotto con il tuo televisore a vedere qualche cretinata e allinei i telecomandi secondo la base. A quel punto sei fottuto. E questa è una parola che dovete concedermi. Questo è un cattivo modo di invecchiare. Ma informazione e seduzione. Questa era la premessa. Informarsi è faticoso, è impegnativo. Se gli informatori sono bravi, telegiornale, la radio, il notiziario, il commento, qualunque il reportage, se gli informatori sono bravi è meno faticoso, o addirittura può essere gradevole se sono molto bravi, o soddisfacente o gratificante anche leggere le cose difficili che vengono spiegate bene, ma spesso e volentieri è faticoso e quindi la gente non ha più tanta voglia di informare perché costa fatica e la politica in tutto il mondo, non solo in Italia, direi che il campione del mondo è di nuovo a Washington, è il nostro Donald Trump, ma ce ne sono, ma anche in Italia lo stiamo vedendo, ha capito che ci deve sedurre con messaggi semplici,
deve conquistarci banalmente col sorriso, la battuta, perché la gente ormai vota con la pancia. Il rapporto fra gli italiani e la politica sta somigliando sempre di più, non solo gli italiani, fra gli occidentali, quelli che ancora votano, perché in Russia è un voto per in Cina non votano, in Russia sappiamo cosa vuol dire, ma nei paesi dove ancora votiamo, come per fortuna l'Italia, sta assomigliando sempre di più a questa cosa qua, che tu che voti per simpatia, voti perché ti stanno antipatici gli altri, e questa cosa la politica a tutti i livelli l'ha capita benissimo. È inutile che a questi qua gli spieghiamo le cose, che si fa fatica, poi non ha neanche voglia di ascoltare le nostre spiegazioni. Conquistiamoli, seduciamoli, raccontiamoli una cosa tremenda su quegli altri, così li odiano e poi votano noi, oppure facciamo gli spiritosi, le cose, cioè, e la politica è diventata, assomiglia al calcio, cioè il tifo per una squadra. Io amo una squadra e sapete qual è, però non posso non vedere che c'è qualcosa di completamente irrazionale nel non cambiare squadra mai per nessun motivo per tutta la vita. E quello l'ho accettato, l'ho anche così in qualche modo giustificato. Ma purtroppo questa roba sta accadendo con la politica. Davanti, quando la tua parte politica, la persona che hai votato, non fa niente, siccome è la tua squadra, la tua parte, tu gli perdoni tutto. Agli altri non perdoni niente. E questa roba l'hanno capita benissimo. Però dicevi, Beppe, anche una cosa che secondo me è molto importante in questo caso. Dicevi, badate bene che la seduzione non è necessariamente, come dire, il trasporto di positività, di virtù. Qualche volta questi ti seducono anche dicendo: io sono una schifezza, sono peggiore di te, posso fare il cavolo che voglio, posso farmi le adolescenti che mi pare, posso sniffare tutta la cocaina di questo mondo. Questa è la vera novità di questi ultimi anni. Quando è stato rieletto Trump, per una rivista americana, si chiama The Atlantic, ho scritto un pezzo che si chiamava Torna la cachistocrazia. L'aristocrazia è il governo dei migliori, greco. La cachistocrazia è il governo dei peggiori. Cosa vuol dire? Non è un giudizio di ma lei pensa che Donald Trump sia il peggiore, io no. Non sto dicendo un'altra cosa, che Donald Trump, e c'è una politica sempre di più che ha imparato che dire all'elettore: io sono peggiore di te, io sono un bastardo, chi è buono è un ipocrita, chi dice di essere onesto è un fesso, io sono un ladro, un farabutto, un porco, votami, pago le tasse. Non pago le tasse, votami, io aiuto i ricchi e tolgo la cura sanitaria ai poveri, votami perché tanto siamo tutti dei bastardi e io sono il più bastardo di tutti. Tu dici, uno così non si può votare, no! Tu sta crescendo un elettorato che ama questa roba qui, la cerca e la vota. Guarda che nella storia delle democrazie anche i peggiori, quelli che poi sono diventati dittatori, hanno finto di essere buoni anche quando non lo erano, perché diciamo che il leader poi era magari corrotto, diciamo, Mussolini, che aveva una vita sessuale, personale, piuttosto disordinata, promiscua, però doveva essere impeccabile, che non era un uomo retto, perché non lo era, però doveva sembrarlo, e così via. È successo in tutto il mondo. Adesso, se ci fosse oggi un dittatore, te lo dice, Putin non si vergogna, ai russi lo sanno benissimo, gliel'ha detto che ha palazzi giganteschi che non usa, che costano, che tutti intorno a lui sono arricchiti in maniera scandalosa, e glielo dice in faccia. E questo è il passaggio drammatico, perché se il popolo, gli elettori, noi ci innamoriamo di questi personaggi e non soltanto li giustifichiamo, ma addirittura li amiamo per la loro depravazione, a quel punto veramente non ne usciamo più. E noi siamo già
stiamo rischiando molto, perché alcuni di questi personaggi, voi ascoltate le cose che dice, che ha detto in campagna elettorale Trump e dite come si poteva votare, però l'hanno votato. Vorrei concludere ritornando ad Agatha. Abbiamo iniziato con Agatha, finirei con Agatha. Mi dici che cos'è la cosa più importante che hai imparato da questa bambina, da questa meraviglia che ti è capitata, cioè da questa chance anche, no? Perché è una possibilità meravigliosa. Cioè, probabilmente senza di lei, no, tu non ti saresti posto così formalmente il problema di diventare una persona che ha bisogno di un lascito migliore, che ha bisogno io no? c'è qua mia sorella con Silvio, loro hanno 2 nipotini, si chiamano Bruno e Pietro, credo che la risposta mia è anche la risposta loro. I bambini ti insegnano 2 cose, la lungimiranza, perché una bambina del 2022 anche ha scritto Socrate a caratteri cubitali quando cammina, quando fa, perché è lei il futuro. È la bambina del futuro, e tanti bambini ho visto giocare a palla davanti alla chiesa, li guarda, il futuro è quella roba lì. E quindi non è che lo dicono, lo sono, ce l'hanno, sono luminosi di futuro. E poi il disordine, perché un bambino all'età dei nonni il disordine è armonioso. È l'eccesso, quando il nonni, l'età dei nonni, ci si chiude nelle proprie abitudini, si trasformano le proprie case in mausolei, si trasforma il proprio amore per le cose in feticismo. Ecco, quello lì è drammatico. Una bambina come Agatha arriva in casa, sta là 3 ore, passiamo altre 2 a mettere a posto perché ribalta tutto, ti sta facendo un regalo meraviglioso. Grazie Beppe. Grazie a tutti. Fate davvero un esercizio per il cervello, un lavoro che come avete visto è come dire, tra 2 generazioni. Questo non è un libro. Posso chiudere leggendo soltanto, Vai. scusate, Grande. l'attacco del libro, perché è un attacco sardo. Bene. E ci tengo, anche perché ho accettato volentieri l'invito a Gavoi, domani sarò a Liena, sarò in qualche posto in Sardegna, vado a Sant'Annarresi, vado a Aggius, vado in queste... Okay. Non vado nel posto che sto per descrivere, anche perché dopo questo attacco non lo so se mi vogliono ancora. Anzi, ed è perché la prima parte del libro si chiama Segni inequivocabili di cattivo invecchiamento. Io seguivo la guida di Marcello, oggi non abbiamo parlato, però guardate che ci sono veramente i segni inequivocabili di cattivo invecchiamento. Alcuni li hanno visti, la volgarità, l'egoismo. Beh, li abbiamo accennati. Mia moglie dice anche il borsello, che invece io nego, io sogno di avere un borsello e mi viene proibito. Vi sembra ha ragione, giusto? No. Sì. Va bene. Sì, condivido. E vi leggo l'attacco del libro e descrive l'anziano che non vorrei diventare. È brevissimo. Aeroporto Olbia, Costa Smeralda, metà settembre. Lui indossa una tuta verde, pantofole di velluto nero, occhiali azzurrati. I capelli brillano di un castano innaturale. Trascina 2 borse di gran marca e parla ad alta voce, in attesa dell'imbarco, durante l'imbarco, sull'aereo. Parla con un amico dall'aria rassegnata, parla al telefono, parla con il personale di terra e le assistenti di volo. Parla. Impossibile non ascoltarlo e non sorridere. Lui è consapevole di una cosa e non dell'altra. Età indefinita. Più di 60, meno di 70. Sa che tutti l'hanno notato, ma non è a disagio, sembra invece lusingato dall'attenzione. Occupa lo spazio con voluttà, rivela gli affari suoi senza imbarazzo. Agatha, la mia nipotina, si spaventerebbe se fosse qui. A 2 anni i bambini dispongono di notevole senso critico, oppure chissà verrebbe presa dall'entusiasmo. Quegli abiti, quei capelli, quel tono di voce si trovano solo nei cartoni animati e su alcuni voli dalla Costa Smeralda. Grazie. Allora, Beppe firmerà le Una copie. cosa pratica, scusate, io mi metto qui con un tavolino, ho già prenotato il più giovane di tutti i volontari che mi aiuta con un bellissimo timbrino. Eccolo qua. 2, venite. Loro mi aiuteranno col timbrino
mi metto lì e poi se non c'è nessuno me le firmerò da solo. Però insomma, io sono qui con i libri, grazie davvero di avermi invitato a Gavoi. Grazie Beppe. Sono stato a Gavoi!